Buongiorno care e cari conterranei, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti voi da parte del nostro progetto di Istanti ma Uniti, Casa Sardegna Online. Ringraziamo per l'organizzazione dell'odierno evento il Circolo di Tokyo, Isola di Giappone e ovviamente il suo presidente Giovanni Pigliarvu. Siamo qui per conversare con Giovanni Francello, di questa cucina sarda, la nostra cucina, che lui ha definito arcigna e sconosciuta, poi ci dirà perché. Anche perché, come ci suggeriva nel comunicato, si parla molto di cucina, ma spesso con vera poca conoscenza. Il presidente Circolo Isola ci presenterà più approfonditamente Giovanni Francello, come l'ha conosciuto, cosa fa e poi ci introdurrà nella sua conversazione che sarà interessante e sicuramente intrigante. E come scritto nel comunicato, Giovanni Francello, mi permetto di dire, è un giornalista, scrittore e gastronomo e si è dedicato alla ricerca delle tracce della nostra cucina sarda, delle fonti storiche con passione e dedizione. Ok, io ho terminato il mio intervento istituzionale, passo alle comunicazioni semplici. Allora, l'evento è registrato e per cui è anche a disposizione di chi lo volesse rivedere. Lo ripuliremo un po' come facciamo, ovviamente, perché ci saranno commenti e quant'altro. Siamo collegati sulla piattaforma, come dicevo, Facebook di Istanti ma Uniti Casa Sardegna Online e soprattutto siamo collegati sulla piattaforma TV in streaming diretta di IO Noas, che cogliamo anche di salutare perché ci sta seguendo in tutti i nostri eventi. L'ultima raccomandazione che faccio sempre, perché chi mi conosce sa che detesto silenziare i microfoni, vi chiedo di tenere silenziati i microfoni perché non si darà il via, diciamo, alle conversazioni e agli interventi. Allora, mi corre l'obbligo ovviamente di passare il testimone a Giovanni Pigliarvo, che è il presidente del Circolo Isola di Giappone di Tokyo. Salve a tutti, grazie ad Elio per essere così gentile di aver aiutato la comunicazione tra noi vari circoli del mondo. Come sapete, l'anno scorso ci sono state molte cose negative, ma una delle cose positive di cui noi da Tokyo, essendo così lontani, siamo molto contenti è il fatto di essere stati in grado di avere una connessione con tutto il resto del circolo dei circoli sardi, le associazioni sarde nel mondo. Parlo un po' della nostra esperienza. Allora, siamo un gruppo di ragazzi, non so se si possa ancora dire giovani, insomma, comunque. Nel 2012 Valeria Pirodda ha avuto l'idea di creare un circolo di sardi qua in Giappone. Abbiamo cominciato questa attività per un po' di anni autogestita, finché nel 2017 siamo stati riconosciuti dalla regione Sardegna. Insomma, il nostro obiettivo principale è far conoscere la nostra isola dal punto di vista soprattutto culturale, culinario in Giappone, perché diciamo è una grande sconosciuta. Negli ultimi anni qualcosa comincia a muoversi, però mi ricordo quando sono venuto qua a Tokyo una quindicina di anni fa, io dovevo girare con la mappina attaccata al cellulare perché continuavano a confondere la Sardegna con la Sicilia, insomma, quindi dovevo far vedere dov'era. Spiegavo dov'era la Sardegna dicendo che era sotto la Corsica addirittura. Piano piano hanno incominciato a capire un po' cos'è la Sardegna e anche la particolarità che abbiamo noi rispetto al continente, diciamo. Una cosa che hanno anche qua in Giappone, perché Okinawa ha un po' questo feeling di Sardegna, insomma, sono anche loro un po' una cosa a parte. Insomma, qua cerchiamo di promuovere la Sardegna per farla conoscere dal punto di vista turistico, culturale e anche culinario. Abbiamo avuto grandi aiuti da alcuni ristoranti qua che si occupano della cucina sarda. Il primo è stato a Tokyo il ristorante Tarros,
e poi un'altra delle punte, un'altra delle punte di promozione della cucina sarda qua in Giappone è anche la nostra sede, dalla quale sto parlando, che è il Seadas Caffè di Tokyo. Una seaderia, se così si può dire, dove fanno appunto le seadas e anche altri dolci sardi con molta passione, molta più passione certe volte di sardi che vivono qua all'estero. Insomma, i membri sono abbastanza interessati alla Sardegna. Abbiamo una particolarità della nostra associazione, che abbiamo molti giapponesi, e quindi cerchiamo di fare gli eventi per presentare diversi aspetti della nostra isola. Allora, abbiamo deciso di organizzare questo evento perché allora, io che mi occupo privatamente di fotografia, ho avuto il piacere di conoscere Giovanni Fancello per un libro a cui abbiamo collaborato, un libro pensato da una università di design, architettura e design molto famosa, che ogni 2 anni fa un volume che parla in cui si occupano di alcuni paesi all'estero, e l'anno scorso hanno fatto un viaggio in Sardegna e hanno deciso di creare un volume appunto sulla Sardegna. Giovanni Fancello si è occupato appunto del capitolo della cucina. Insomma, un argomento molto interessante, e ho pensato che potesse essere molto utile, insomma, presentare il suo punto di vista sulla cucina sarda, anche per, come capirete dal suo discorso, per sfatare alcuni miti e fare un po' di chiarezza su quello che è la cucina sarda anche storicamente. Ma io direi, non ho molto da dire, non voglio rubare tempo al fulcro del discorso di oggi, quindi passerei subito così la parola a Giovanni. Ci sei, Giovanni? Sì, ci sono. Sì, prego, ti lascio la parola, non riesco più a parlare in italiano io, perché ormai uso solo il giapponese. Beato Quindi... te. Ah, scusate, a proposito, ci sono tanti giapponesi in collegamento, quindi faccio un saluto anche a loro. Nihonjin no kata e konnichiwa, kore kara italiano no mi naru nda kedo, gambatte kudasai ne. Prego, Giovanni. Bene, una situazione particolare, meravigliosa. Come dicevo a Giovanni Piliarvo, perché Giovanni siamo due, in sardo Giovanni, è stata una grande occasione quella dei giapponesi che si dichiaravano interessati a quest'isola, alla storia di quest'isola, alla storia gastronomica di quest'isola. E quindi è già stato un primo segno, poi ne è seguito un altro da poco per i 130 anni della Nuova Sardegna, dove ho cercato di scrivere di storia. È una materia alquanto difficile, perché finora non se n'è mai parlato di cucina sarda in questi termini, quindi diciamo che siamo all'avanguardia, sia per questo evento, che è veramente importante farlo, e farlo con i sardi nel mondo. Il titolo che è stato scelto per questa riunione, io ho scelto Arcigna Sconosciuta, un po' perché è stata la frase che mi ha stimolato. Io ho fatto l'emigrato a 40 anni, ho fatto 1 anno in Piemonte, 3 a Genova, 2 a Roma e 30 a Milano. Facevo un altro lavoro, non sono uno storico, non sono dottore, però avevo questa grande passione per la gastronomia. Ho iniziato a documentarmi perché mi piaceva tantissimo. Il mio lavoro precedente era un po' l'investigazione, il lavoro che facevo, lo facevo per lo Stato, ma indagare è sempre stato per me importante. Mi piaceva moltissimo indagare la storia della cucina sarda, perché ogni volta che tornavo mi rendevo conto, sono di una famiglia di pastori e ho fatto anche il pastore prima di andare via,
E questa per me è stata la mia università. Ho fatto il pastore fino ai 20 anni e poi me ne sono andato abbandonando un po' la famiglia con un senso di colpa incredibile. Ero il primo figlio maschio e quindi il destino era già segnato, ma ho voluto abbandonare. Ogni volta che tornavo vedevo questa Sardegna che cambiava continuamente, mentre io da immigrato conservavo sia la lingua, sia il cibo. E man mano ho iniziato a studiare la storia della gastronomia mediterranea. E in un master di Slow Food, perché collaboravo con Slow Food Milano, era scritto in un testo di storia della gastronomia, quando c'è il passaggio tra il secolo, tra l'Ottocento e il Novecento, c'è uno studioso milanese, un dottore, che scrive un testo di cucina regionale e per la prima volta nella storia, diceva questo testo di Slow Food, anche la Sardegna arcigna e sconosciuta compare con 6 ricette. Io poi ho accusato uno storico, il più grande storico di storia della gastronomia italiano, che è il professor Massimo Montanari, che insegna a Bologna. Gli ho detto: ma scusi, questi sono termini da usare, non l'ho usato io, l'hanno usato. Vabbè, insomma, a me questa frase era del 2002, questo testo. Questa frase ho detto: bene, io devo iniziare a documentare. Nel 2004 inizio a collaborare con la Nuova Sardegna con una rubrica di cucina che non continua la rubrica, ma scrivo ancora, quindi sono 17 anni che collaboro con la Nuova Sardegna e continuo a scrivere di cucina. E questa arcigna sconosciuta l'ho messa in discussione un sacco di volte, perché noi dobbiamo chiederci cos'è la cucina sarda. Innanzitutto la nostra fortuna è che viviamo in un'isola continente, dove un cibo, se nel Logudoro lo si chiama succu, ad esempio, che è quella minestra che adesso tutti in Sardegna, tutta la Sardegna mangia fregola e non mangia più fregola, in Logudoro si chiama succo, nell'Iglesiente si chiama ambus, in Barbagia si chiama pistigione. Insomma, una sola minestra può avere 10 nomi diversi e quindi è veramente un continente. Ma come si può definire la cucina sarda? Ma la cucina che si fa in quest'isola continente con i prodotti di quest'isola. Oggi questo termine è molto messo in discussione perché la Sardegna importa più dell'80% di ciò che mangia e questo crea una serie di crisi nella definizione della cucina, perché io dico sempre: ma è più sardo un uva passino? Scusate, ma io userò la parola che si usa in sardo, perché la parola della cucina sarda non si può tradurre in italiano così. Non si può dire papassino o non si può dire lettericche, no. Pavassino o terricca. Poi possiamo cercare di tradurlo in italiano, in inglese, ma seguendone l'etimologia della parola, come non si può dire seaderia, perché seada da sebum, da grasso che intride, non si può dire un posto intriso, tradotto letteralmente da che Giovanni Pliarvo prima diceva. Quindi la cosa interessante è che mi abbiate chiamato voi emigrati del mondo, perché io ho detto, quando ero emigrato conservavo questa cucina che in Sardegna invece correva e si trasformava, perché oggi se la dovessimo osservare mangiamo più sushi che pesce, non pesca più niente nessuno, è tutto congelato a bordo. Invece l'emigrato si porta dietro un sapere che rimane intatto. Ma questo problema è un problema storico, se lo sono posto gli storici quando hanno cercato di studiare la cucina dei Fenici e la cucina dei Punici. E quando i Punici erano in Sardegna, sicuramente abbandonavano
i concetti gastronomici della loro cucina del paese d'origine. Questo è successo anche quando gli arabi conquistano il Mediterraneo e conquistano la Spagna nel 711 d.C. e vanno via dalla Spagna 700 anni dopo. E vivendo in Spagna contaminano la cucina spagnola acquisisce concetti, ma loro si allontanano dalla terra d'origine, quindi fanno un'altra cucina. Quindi questo accade sempre storicamente. Un altro concetto che dobbiamo sempre stare attenti ad usare è che si dice sempre: ma qual è la ricetta originale sarda? La cucina sarda non è sempre quella. La cucina sarda si contamina, si trasforma e si evolve in ogni periodo storico. Quindi quando parliamo di cucina sarda dobbiamo parlare della cucina sarda nuragica, neolitica, nuragica, medievale, barocca, rinascimentale, ottocentesca, contemporanea, anni 50, anni 70, perché la cucina si evolve continuamente. Quindi la cucina sarda non è un concetto universale che possiamo usare così. Possiamo dire saseada è un piatto sicuramente è una preparazione sicuramente preistorica, della quale la Sardegna non ha notizie perché nessuno l'ha voluta documentare, ma se guardiamo il mondo antico è documentatissima nel mondo classico e nel mondo greco, perché c'è uno studioso che studia e riporta in un testo meraviglioso, questo studioso si chiama Ateneo da Naucrati, del secondo-terzo secolo d.C., questo vive a casa di un legionario romano e cura la biblioteca. In questa biblioteca c'erano un sacco di testi storici. Lui cosa fa? Li riprende tutti, un po' li romanza e li racconta, e questa biblioteca è andata distrutta, però grazie a lui abbiamo tutti i documenti di cucina dal V secolo avanti Cristo fino all'epoca romana. Tutte le indicazioni su queste ricette. E saseada è documentatissima, ma non come ricetta sarda, come una ricetta del mondo mediterraneo, perché non possiamo chiuderci dentro un nuraghe e pensare di poter vivere da soli così. Il vivere con altri e farsi contaminare è la ricchezza, è l'evoluzione, è l'integrazione di una cultura, è lo scambio. Quindi mai usare la ricetta originale. Non esiste una ricetta originale in gastronomia. La ricetta è in continua evoluzione. Pensate solo a quando diciamo la cucina sarda in quel paese è tipica di quel paese, in quel paese si fa così, assolutamente, perché di tipi di grano possiamo averne anche 20 tipologie, grano antico. Bisogna avere una manualità precisa, perché in una famiglia con 5 figlie femmine ognuna interpreta la ricetta in modo diverso. Quindi mai chiudere la ricetta né in uno schema restrittivo né in uno spazio che la restringe ancora. Noi abbiamo questa fortuna, isola che galleggia nel Mediterraneo, ma che anche i nuragici si spostavano, sono stati soldati di Ventura di Ramsete II e Ramsete III, l'hanno un po' combattuto, insomma, siamo stati, Aristotele diceva che c'era un popolo che commerciava un pesce sottosale che portava il suo nome, e sicuramente intendeva la sardina e si riferiva ai sardi. Quindi anche i nuragici avevano le imbarcazioni e giravano il Mediterraneo, e per forza, come dicono anche gli archeologi oggi, molti persone, popoli che non erano nati in Sardegna ma convivevano col popolo nuragico.
Poi un'altra definizione che si usa moltissimo sulla cucina sarda è la cucina sarda è una cucina povera. Questa definizione è molto forte perché la cucina è povera, questa è la definizione per gli studiosi di gastronomia, quando si usano elementi poveri. Però pensate che l'aragosta negli anni 50 a Castelsardo veniva scambiata per 1 chilo di fagioli giochedda, come dicono loro. Oggi l'aragosta costa un sacco di soldi, mentre negli anni 50 era un cibo povero, oggi è un cibo ricco. Quindi dipende dal periodo storico sempre che analizziamo. La cucina povera è quella principalmente dei poveri che mangiano cose povere perché non possono mangiare cose ricche. E la cucina povera è sempre di cose che il ricco non mangia. Quando guardiamo la cucina sarda, oggi possiamo definirla complessivamente, nei suoi millenni di storia, una cucina della classe povera. Perché una cucina orale non è mai stata scritta, mentre la cucina dei ricchi era documentata, avevano necessità di ostentare, oltre che a tavola, anche nei documenti che loro possedevano, potevano mangiare in maniera diversa. Ma i poveri hanno momenti solenni dove la cucina ha dei momenti di grande ricchezza. Pensate a un matrimonio, certo, non parliamo dei matrimoni degli anni 40 o degli anni 50, dopo la guerra, dove eravamo tutti poveri e c'era poco da mangiare. Ma pensate a fine degli anni 50 a un matrimonio dove si portava il corredo con i cesti e si mangiava per tutte le settimane, dove i dolci, chiaro, solo in quelle occasioni si mangiavano quei dolci e si mangiavano in modo e si preparava una cucina ricca. Quindi la cucina sarda che oggi cerchiamo di documentare è quella cucina delle classi povere, contadini, pastori, pescatori, arricchita anche da concetti di quella cucina dei momenti solenni. Noi non abbiamo documenti della nostra cucina, quindi per cercare documenti della cucina sarda e motivare tutte quelle preparazioni dobbiamo armarci di coraggio e cercare di studiare nelle pagine dei testi storici dei riferimenti. Come vi dicevo, le prime ricette sarde documentate sono del 1909. Io sto studiando adesso grazie a Deledda e riuscirò forse a anticipare di 30 anni questa data, perché grazie a Deledda dal 1889 inizia a documentare la cucina dei sardi nuoresi, ma inizia a segnare e a dare indicazioni precise. Poi ho trovato anche dei documenti del 1907 di un pasticcere amico del cuoco di Vittorio Emanuele III che cita delle ricette della Sardegna. Quindi è inutile che diciamo che la cucina dei sardi è antica perché non abbiamo ricette e la ricetta è un documento primario per poter definire la cucina. Se non abbiamo ricette non abbiamo cucina. Quindi dobbiamo anche smontare questo concetto. Però noi siamo figli delle contaminazioni perché l'isola è sempre, come dicevano i classici greci, isola felice, fertile in ogni cosa. Il mondo antico aveva grande attrazione per questa terra. Non possiamo guardare solo le ricette scritte che avevano un interesse diverso. Poi se abbiamo tempo vi dico perché iniziamo ad essere citati in un documento storico nel 1909 che aveva altre finalità politiche. È sempre molto importante. La cucina è anche un concetto di moda. Noi ci vestiamo così
perché l'ha disegnata un grande stilista. Noi mangiamo così perché c'è un grande cuoco che ci ha dettato di come dobbiamo mangiare. Nella cucina sarda invece sono i mestieri che dettano le ricette e i ritmi. Però perché chiamarla solo sarda? Noi siamo cittadini del mondo e come tali ci dobbiamo sempre considerare, perché ci sono molti elementi della nostra cucina che non sono nostri, che vengono da lontano. Io ho detto, come possiamo pensare di mangiarsi i malloreddus, sos malloreddos o i smalloreddus o salchichones con pomodoro se non pensiamo da dove arrivi il pomodoro? Il pomodoro adesso sulla cucina sarda come facciamo a fare senza il pomodoro? Eppure se conosciamo la storia del pomodoro capiamo da dove, come si muove la cucina, perché questo è fondamentale. Non possiamo mai dire che tutto è nostro, perché senza il pomodoro non avremo sascasolas, non avremo i pomodori secchi, non avremo tutti i sughi. Cioè, il pomodoro arriva dalle Ande, dal Cile, dal Perù, dall'Ecuador. È arrivato in Europa quando l'Europa stava abbandonando un periodo storico abbastanza complesso ma molto difficile, pieno di pregiudizi da definire, il Medioevo. Arriva dopo la scoperta dell'America, quindi da Colombo, porta questo frutto che quando arriva in Europa, in Sardegna, tutte queste cose arrivano piano. Noi siamo sempre colonia, quindi arriva in Europa non vuol dire che arriva in Sardegna, in Sardegna arriva sempre dopo. Poi quando arriva noi lo sardizziamo quel nome, ci mettiamo un po' di tempo per acquisire quel nuovo nome e poi lo sardizziamo sempre. Gli studiosi iniziano a chiamare questo frutto mela insana, ma prendono questi nomi dai termini latini. Nel 1500 un naturalista, Pier Andrea Mattioli, la chiama mala peruviana. Quando però questo frutto nuovo arriva, che potrebbe diventare una ricchezza, viene vissuto con tanta diffidenza, perché il periodo che sta finendo è pieno proprio di pregiudizi su tutto. Questa pianta viene classificata come solanacea, che assomiglia a due altre piante, la belladonna e la mandragora. E questo è una grande disgrazia, perché la mandragora veniva usata per esercitare arti magiche e considerata poi un potente afrodisiaco, ed evocava in quel periodo la figura seducente di Circe, quindi si credeva che nascesse proprio sotto gli alberi o le forche degli impiccati. E quindi le sue radici si ritenevano che fossero vive e somigliavano a un corpo rinsecchito o a un organo sessuale maschile. E si credeva che poi in queste radici si nascondessero degli spiriti demoniaci. Quindi il pomodoro nessuno lo vuole mangiare. Piano piano però tutti i naturalisti iniziano a vedere che questa pianta potrebbe essere una cosa importante, perché gli indigeni, gli americani la mangiavano. Piano piano nel 600 si inizia a parlare che potrebbe essere utilizzato come insalata, ma prima, poi siamo nel 700, in Francia si inizia a fare una salsa che chiamano coulis, che serve per accompagnare carni, e arriviamo al 1839 dove un cuoco napoletano che si chiama Ippolito Cavalcanti scrive una ricetta e la chiama vermicelli colo pomodoro. Quindi nel 1839 è la prima ricetta, la prima volta che il pomodoro accompagna la pasta.
Quindi il Malloreddus al pomodoro, diciamo che siamo alla fine dell'Ottocento. E questo è molto importante tenerla in considerazione. Quando è che parliamo di Malloreddus nella cucina sarda col pomodoro? Solo dopo la fine dell'Ottocento. Prima si mangiavano in maniera diversa. Poi, se vi interessa, vi posso dire anche i condimenti che si usavano prima. In sardo si dice, spero che voi capiate il sardo, è la cosa tremenda che stiamo parlando in italiano, e quindi vuol dire che stiamo già abbandonando la nostra lingua e quindi perdendo anche la definizione delle cose. In sardo si dice masa l'assado che maccarone schienagasu, cioè mi dice mi hai lasciato con uno stupore, perché è come se i formaggi, se la pasta non avesse il formaggio. Ecco, la pasta veniva condita solo con formaggio e spezie nel Medioevo, tante altre cose, ma mai con la pasta, col pomodoro. Un altro elemento importante della nostra cucina è il basilico, arabica, su basile, insomma lo chiamiamo in tantissime maniere, ma il basilico, che sembra perfettamente sardo, arriva dall'India. E arriva dall'India con il viaggio fatto da Alessandro Magno alla conquista dell'Asia. Lui va in India, cerca di conquistare l'Asia per allargare il suo impero, ma con sé ci sono una serie di persone che scrivono la cronaca del suo viaggio e trovano questa pianta dove gli indiani credevano tantissimo. Prima di uscire di casa fanno un giro attorno al vasetto alla pianta del basilico. Prima di giurare in un tribunale si fa il giuramento davanti alla pianta di basilico. Quindi questa pianta era preziosissima. Loro la portano dietro e assieme a questa pianta, che non si chiama basilico, ma si chiama tulsi, ci sono una serie di leggende abbastanza complicate che non vorrebbero associare a questa pianta. E quindi perché si diceva in India, quando Alessandro Magno arriva lì, che c'era una ragazza di nome Vrinda che aveva scoperto che il suo fidanzato era stato assassinato e lei decide di farsi bruciare con lui. Dalla cenere del suicidio di questa ragazza e dell'omicidio di questo ragazzo nasce questa pianta che viene venerata in India. E quindi con tutta questa storia questa pianta si portava dietro tutto questo sacrificio. Arrivata in Grecia, come la chiamano? La chiamano basilicum, regina delle erbe, erba regale la chiamano. E il nome Vrinda inventano un'altra leggenda, la chiamano Elisabetta. Elisabetta, scoprendo che il fidanzato era stato ucciso, taglia la testa e la mette dentro un vaso e ci pianta una pianta di basilico che viene alimentata dalle sue lacrime. I greci la chiamano basilicum da basilisco, che è un animale mitico che si pensava che il profumo del basilico, odorandolo, si sviluppasse dentro la testa di chi la odorava, la pianta. Quindi tutta una serie di storie. Poi questa pianta arriva nel Mediterraneo, arriva a noi, ma non arriva in cucina, non viene usata in cucina. Questa pianta i bizantini la utilizzavano per profumare le basiliche. Poi piano piano inizia a entrare in cucina, ma entra tardi. Un'altra pianta importantissima è la patata. Come facciamo a noi a dire che la patata di Gaboi non è nata a Gaboi? Come facciamo a dire che la patata di Fonni non è nata a Fonni? Purtroppo in Sardegna c'è questa cosa. Tutto è nato qui, ma lo dice la gente superficiale. Chi conosce la storia non può fare queste considerazioni. Anche la patata viene scoperta dagli europei quando sono andati nelle Americhe, vedono questa pianta che
gli indigeni trattano molto bene, la consumano, e siccome nasce sottoterra la chiamano in latino tubera, tuvera, come diciamo in sardo. Per il tartufo lo chiamiamo tuvara. Portano questa pianta, ma inizialmente nessuno la considera, perché è una pianta che nasce sottoterra, perché arriva in un periodo, come dicevo, il Medioevo, dove tutto ciò che nasceva sottoterra non aveva grandi considerazioni. C'era un concetto filosofico che diceva che ad esempio il frutto migliore di una pianta era quello che nasceva più in alto, e quindi aveva una gerarchia di importanza, e la patata non poteva essere considerata un frutto importante. Finché poi in Francia c'è un grande scienziato che dedicò tutta la sua vita nel 1709 per spiegare quanto era importante mangiare la patata. Però siamo nel 1709, sono passati 200 anni da quando è stata portata in Europa, finché con varie strategie si iniziò a pensare che la patata potesse essere un frutto importante da mangiare, e quindi inizia veramente a sfamare tutti i popoli. Un altro, poi invece entriamo proprio nel merito della cucina sarda e della sua storia, un po' di provocazioni, perché dicono ad esempio che quando vado in una casa dice questo dolce è antichissimo. Io ho detto cosa metti in questo dolce? Io guardo gli ingredienti e cerco di classificare il dolce, la preparazione, gli ingredienti in un periodo storico preciso. Noi diciamo oggi, prima Giovanni Piliarbo mi faceva vedere la torta di mandorla che stanno facendo in Giappone, che è un dolce antico, ma la mandorla non arriva in Italia, arriva in epoca romana, quindi non prima la Sardegna e i Romani la conquistano nel 238 a.C., quindi siamo lì in un'epoca non molto preistorica. Lo zucchero, anche lo zucchero lo dobbiamo sempre ad Alessandro Magno, perché va in India e scopre un miele non fatto dalle api, dicono le cronache del suo viaggio. Scoprono che c'era una sostanza che, incidendo dalle piante, era dolce come il miele. E arriva questo miele delle canne da zucchero dell'Asia, arrivano fino in Grecia. Ma il miele, quando arriva in Europa, si porta con sé anche l'utilizzo. Non si è mai pensato che col miele potessimo creare dei dolci. Col miele, con lo zucchero di canna si potessero creare dei dolci, ma viene come prodotto farmaceutico, curava una serie di malattie. Quindi si inizia a coltivare la canna da zucchero e lo si utilizza sia in epoca greca, sia in epoca romana e fino al Medioevo come prodotto farmaceutico, come medicina per curare diversi mali. Infatti nel mondo arabo lo zucchero si utilizzava per fare il bianco mangiare, ad esempio, dove tutto era bianco, ma si usava lo zucchero per... no, scusate che ho una telefonata che la cancello, vabbè. Si usava lo zucchero per curare malattie, finché alla fine del Medioevo si inizia ad utilizzare lo zucchero come ingrediente e la cucina ne viene travolta, perché tutte le pietanze, specialmente in Francia, dall'antipasta al dolce, contengono zucchero. Però parliamo sempre dello zucchero di canna. Lo zucchero di canna in Sardegna storicamente lo porta Adelasia di Torres nel XIII secolo, quando lei è giudice del giudicato di Torres e sposa il figlio illegittimo di Federico II di Svevia, Enzo, e fanno un tentativo di piantare la canna da zucchero in Sardegna, ma poi si perde. I sardi non usano zucchero di canna, ma usano miele e sapa.
e frutta secca per fare i dolci. Poi cosa succede? Come si passa dallo zucchero di canna, possono usarlo solo i ricchi perché è costosissimo usare lo zucchero di canna in cucina, e lo usano solo le classi aristocratiche. Napoleone ha un'esigenza: quando sta cercando di conquistare l'Europa e i suoi eserciti devono essere alimentati, promuove nuovi prodotti e chiede ai suoi scienziati di inventare nuove cose che possano alimentare le sue truppe. Nel Settecento si inizia a capire che nel primo Settecento si inizia a capire che dalla barbabietola poteva essere ricavato uno zucchero. Però la prima fabbrica, abbiamo la rivoluzione industriale del Settecento e quindi le produzioni meccanizzate, la prima fabbrica di zucchero si ha in Francia, di zucchero semolato dalla barbabietola nel 1805. Quindi prima che arrivi lo zucchero semolato e ad un prezzo accessibile per i sardi, siamo sempre lì, anche alla fine dell'Ottocento. Ecco perché sempre è importante. Tutti questi cibi arrivano da lontano, sempre, ed è sempre stato così. E allora come facciamo noi sardi? Ma noi abbiamo una storia meravigliosa, perché siamo isola che conserviamo intatta. Quando arriva una conoscenza nuova in Sardegna, la si accetta con un po' di diffidenza, ma poi diventa perfettamente sarda, la denominiamo con un nome sardo o sardizziamo quel termine, pensiamo, me ne viene uno, Sagassola, termine catalano, poi arriva qui, noi cambiamo perché sicuramente quando ci impongono una lingua, tipo i romani, sono stati in Sardegna 700 anni. E noi parliamo in latino. Io che sono madrelingua sardo, capisco che tutte le parole, che molte parole che usiamo in Sardegna, specialmente nell'alimentazione, sono d'origine latina. Vi faccio alcuni esempi. Farro simula, trigu, lottura, casu, mustiu, gordu, lanzone, podine, sumen. Adesso voi magari ne avete perso il senso di queste parole, ma ad esempio una che io sono figlio di un barbaricino, però cresciuto in Logudoro e sono di cultura logudorese. Però ad esempio quando si ammazzava il maiale in casa e per quell'anno il maiale da provvista era femmina, lo si faceva partorire e dopo che era stato partorito, che aveva allevato i maialetti un mesetto, tenuta l'ingrasso e allevati bene i maialetti, sacrificati poi i maialetti, lei veniva utilizzata come maiale da provvista. E susumene, come diciamo noi in sardo, che è di origine latina questo termine perché i latini scrivono sumen, è una prelibatezza. Spero che abbiate capito di cosa sto parlando. Sono le tettine della scrofa che allattavano i maialetti, e quindi quando sono pregne di latte, tutta la cucina latina, da Marziale ad Apiccio, che è il cuoco romano del I secolo d.C., parlano di questa ricetta, e noi in Sardegna ce l'abbiamo, ma nessun ricettario l'ha mai scritta. Noi non nasciamo da niente, noi il primo uomo si documenta nel Paleolitico, poi nel Neolitico, in epoca prenuradica, dalle tombe dei giganti a tutte le costruzioni ci fanno capire che la Sardegna era abitata. E l'alimentazione è facilmente documentabile. Prima, ma le cose interessanti cosa sono, che sicuramente a voi interessano? Si parla sempre di questo maialetto cotto sottoterra. Oggi parliamo di maialetto cotto sottoterra mai porceddu, che questa è una traduzione
come dicono gli studiosi negli anni 70, de italiano bocchettino, dove cerchiamo di tradurre il sardo, perché ci vergogniamo di parlare ancora in sardo, e di tradurlo in italiano. E lì facciamo dei mostri di parole. Questo maialetto sottoterra che oggi conosciamo in realtà è una ricetta preistorica molto antica, non la facciamo solo noi, c'è anche in Perù, però noi con i peruviani non avevamo rapporti in quel periodo. È una ricetta preistorica perché prima della scoperta del fuoco e nell'evoluzione, prima di allevare le bestie, si andava a caccia. Si andava a caccia e si cacciava, e dopo la scoperta del fuoco, dal mangiare carne cruda e raccogliere semi allo stato selvatico, si capisce che cuocendo gli alimenti si evolve nel sapore, diventa più digeribile, diventa anche più saporita. Cosa fanno? Con l'avvento del turismo di massa in Sardegna iniziano a raccontare questa leggenda che si rubavano le bestie, per nascondere la bestia rubata si cuoceva sottoterra. Mai un popolo che ruba può trasferire conoscenze interessanti ai posteri, e questo non può essere associato così, che poteva andare bene al turista affascinato dalla spiaggia e dal mare di un popolo che rubava e che cucinava sottoterra. No, in realtà il primo cacciatore, dopo che aveva cacciato una bestia, non poteva mangiarsela subito, e allora faceva un forno sotterraneo dove la cultura del mondo antico la documenta tantissimo, la riempie di erbe aromatiche, si costruisce sopra un fuoco, continua la caccia, e quando è finita la caccia torna che il pranzo è pronto. Solo questa è la motivazione che può avere una preparazione di questo tipo. Non la mangia più nessuno perché bisogna essere capaci di farle, cioè insomma bisogna costruire un forno sotterraneo e riuscire a costruirlo in modo che il calore si trasferisca piano piano. Questo forno sotterraneo l'ha documentato il più grande studioso della lingua sarda, che è Max Leopold Wagner, nel primo Novecento, il primo che fa un vocabolario sardo, perché dobbiamo sempre aspettare che qualcuno venga da fuori a riconoscerci, è quello che documenta anche questa preparazione, che dice che è lunghissima, 6 ore di tempo per prepararla, e ne dà tutte indicazioni. Lo scrive nel libro Vita rustica, che sicuramente conoscete. Le prime ricette scritte comunque sono dei babilonesi, che nel 1700-1600 a.C. scrivono delle ricette di cucina bellissime, stupende. E lo sapete cosa scrivono? Di che cosa parlano? Parlano di sanguinaccio, di pecora cotto sotto la cenere, di brodo di pecora e di cose che noi ancora mangiamo. I babilonesi non ci sono più, i sardi ci sono ancora, e ancora mangiano sanguinaccio. Poi noi abbiamo questo passaggio con i fenici. I fenici, dicono gli studiosi, che non arrivano e hanno subito un conflitto con i sardi, ma anzi pare che si riconoscano, perché qualcuno ipotizza che il popolo fenicio sia figlio dei popoli del mare, che con qualche riferimento con la Sardegna avevano. I fenici cercano posti dove ci sia da coltivare il grano e posti dove ci siano saline, e con le saline per conservare i prodotti, quindi il pescato, la botarga che è già documentata dagli antichi egizi, poi pesci, merca, quella che oggi diciamo che è una preparazione di cabras, che è il mugine cotto in acqua salata e avvolto con la ziba, che è un piatto, qualcuno dice fenicio, ma anche più antico. Ma sammerca è anche un piatto nuorese, preistorico anche questo, che si fa con latte cagliato. Anche questo piatto io scrivo su un sito di gastronomia storica, Accademia Italiana di Gastronomia Storica,
dove ho documentato questi piatti, dove studiandoci sopra in sintesi, in piccoli articoli, ho dato l'origine di questa parola e il riferimento a che periodo può essere riferibile. Dopo tutti questi popoli, insomma, la Sardegna è sempre terra di conquista, perché terminato il periodo punico arrivano i Romani e siamo nel 238, l'epoca nuragica. Ho scritto, anche se chiedete su Google la cucina nuragica, esce un mio articolo dove ipotizzo cene stupende, insomma, perché in un libro sui giganti di Monteprama ho ipotizzato chi fossero questi nuragici che invitano i babilonesi a cena in Sardegna, e ne scrivo cosa possono mangiare in quell'epoca i nuragici. Insomma, bisogna ipotizzarlo questo. Non sono né un archeologo né uno storico, però bisogna trovare riferimenti, bisogna raccontare quella che è la nostra storia, almeno ipotizzandola. Non la faccio con la fantasia, la faccio studiando i testi, però cerco anche di semplificare il modo di raccontarlo, perché se studio un termine scientifico non riuscirò mai a creare questo piatto, e io invece cerco la storia di questa preparazione, cerco anche di prepararla e di ripeterla. Una cosa molto importante di tutto questo mondo antico, oltre che questa caccia, tutto questo cibo cotto arrosto, non con grandi trasformazioni, è la raccolta delle erbe allo stato spontaneo, che noi abbiamo dimenticato. E quindi è fondamentale, perché se oggi chiedete a una persona che ha 80 anni e la portate in campagna, lei vi racconta che è tutto commestibile, invece noi l'abbiamo perso. Invece è un sapere che bisogna recuperare. Quando arriviamo, poi diventiamo romani, e noi diventiamo romani per 700 anni, il cibo in epoca romana non è che i romani raccontino molto di noi, però sappiamo che ci fanno pagare delle colpe in barili di miele, che hanno bisogno delle nostre pelli, che hanno bisogno delle nostre carni, che hanno bisogno del nostro grano. E noi grano lo chiamiamo trigo, triticum, proprio dal latino, sagordula, che sono le interiora, e sagorda in latino, subordine, che è subanebordine, che vi sta facendo vedere anche delle foto Giovanni, e il pollen in latino, insomma l'ottura, perché è rotondo. Noi, tutte queste cose, i romani poi se ne vanno, ma noi conserviamo tutto questo sapere. È facile trovarlo chiaro, in tanti libri. Io ho cercato di documentare il periodo romano, però i romani hanno un problema. Noi diventiamo romani nel 238, quando scacciano i punici dalla Sardegna, e siamo in una Roma ancora repubblica. E gli studiosi della Roma di questo periodo, ce n'è uno che è Catone il Censore. Catone il Censore, nel secondo secolo a.C., fa dei documenti preziosissimi di agricoltura e scrive anche delle ricette, ma questo nessuno va a consultarlo per cercare tracce sulla cucina sarda, ma Catone il Censore è stato governatore della Sardegna e la girava a piedi. Quindi quando Catone il Censore scrive una ricetta e la chiama mustaceus, sono i nostri mostaccioli. I mostaccioli di tutta Europa, non solo nostri, di tutto il bacino del Mediterraneo fanno i mostaccioli. Però noi, perché non guardare il nostro governatore romano che scrive questa ricetta per ricercare la traccia dei mostazzolos sardi? Ecco, piano piano loro scrivono tutte queste cose. Un'altra cosa importante che voglio dire, noi siamo attratti da cordula, tatalliu, interiora, tutte queste interiora che mangiamo in cucina,
è perché noi conserviamo inconsapevolmente un rituale del mondo antico che si riteneva, uno, mai uccidere una bestia, ma si sacrificava agli dei. E questo rituale ce l'abbiamo fino a pochi anni fa, che adesso abbiamo perso perché ci sono le norme di igiene e così via, però grazie a Deled, ad esempio, siamo a fine 800 e fino al 1938, lei muore nel 1936, ma i suoi libri arrivano fino al 1938 pubblicati postumi, dove lei documenta questo sacrificio. Documenta il sacrificio e, come diceva Omero, si sacrifica la bestia, si sacrifica il Dio, quindi nel rispetto della bestia, e si sacrifica per ringraziare il Dio di averci donato questa bestia, questo frutto. E la prima cosa, dicevano i greci antichi, che bisognava condividere con le divinità il cibo. E la prima cosa che si arrostivano erano le interiora. Ecco perché noi conserviamo corda e tatallio e la mangiamo arrosto, perché si pensava che il fumo della cottura fosse il metodo per condividere questo cibo con gli dei. E non volete considerarla cibo antico preistorico di una cucina di un'isola continente preziosa? Poi Giovanni, se mi dici se vado oltre il tempo e così via, avvisami. Poi i Romani quindi diventano un impero, conquistano dal Nord Africa al Galles, quindi diventa un impero incredibile. La cucina, come in tutti quei popoli in decadenza o che devono decadere, diventa di un eccesso incredibile. Uso delle spezie, cotture stranissime, gli ingredienti per fare una preparazione ne deve avere 25, mentre la cucina sarda, come ancora oggi, è niente: sale, aglio e prezzemolo, rosmarino, erbe selvatiche, preparazione di una semplicità dove si rispetta sempre gli ingredienti principali. Finita l'epoca romana, arriviamo al Medioevo, noi diventiamo bizantini, anche lì abbandonati a noi stessi, perché dei bizantini iniziano ad arrivare in Sardegna, ad occuparsene un po', a mandare anche dei frati e a costruire chiese, ma veniamo abbandonati a noi stessi, non gliene frega niente a nessuno della Sardegna. Finché poi c'è il formarsi intorno all'anno 1000 dei giudicati, ad avere quasi 400 anni di autonomia politica, e nei giudicati abbiamo dei documenti che documentano anche la cucina, che sono i condages, dove sono degli atti, dove sono eredità, ingredienti, materie prime, dove vengono elencate, e da lì si può ricavare facilmente qual è la nostra cucina. Che la cucina medievale è abbastanza complessa anche questa, è sempre la cucina. Quando parlo di queste cucine sono le cucine dei ricchi, le cucine dei poveri non ci sono documenti. E quindi è una cucina dove esalta l'esotico, dove si usano tantissimo le spezie. Cosa succede? Che il Papa Bonifacio VIII poi decide che la Sardegna e la Corsica, che non sono mai state insieme, sono un regno che decide di affittare ai catalani, e in cambio di un sostanzioso affitto cede la Sardegna ai catalani, che dopo 20 anni decidono: beh, visto che stiamo pagando l'affitto, andiamo in Sardegna. Vengono qui, i sardi, vabbè, si oppongono, però piano piano si insinuano. Dopo 70 anni, Federico il Cattolico con Isabella di Castiglia si sposano e diventiamo spagnoli. Noi non diventiamo perché abbiamo deciso di trasformarci, ma tutto questo ci viene dall'alto. Quindi gli spagnoli vivono in Sardegna 400 anni e quindi noi iniziamo a mangiare spagnolo, non noi, se lo mangiano loro. Hai fatto vedere le panadas e si dice che le panadas, perché il termine è spagnolo,
In Sardegna la chiamiamo panadas, impanadas, impanadone, impanadedda. Il termine è spagnolo e dicono che la ricetta è spagnola, in realtà no. Noi le chiamiamo in spagnolo perché con 400 anni di dominio spagnolo questo piatto viene chiamato in spagnolo. In realtà questa è la torta, il pastello, il panetto medievale e la turta che usano i latini, che piano piano cambia nome. Noi, dopo che gli spagnoli se ne vanno, la chiamiamo in spagnolo panadas e così via. Poi diventiamo piemontesi e poi diventiamo italiani. Vi cederei la parola per rispondere alle domande. Allora. Se qualcuno ha qualche domanda? Allora, qua dal Seattle's Caffè la signora Okabe che fa tanti dolci qua al loro locale mi chiedeva mi faceva una domanda sull'uso delle uova, dei tuorli e degli albumi, che dalle sue impressioni si usano molto gli albumi, ma i tuorli che fine fanno nella cucina sarda? Perché lei li mangia col natto, che è una specie di cosa, di fagioli fermentati che hanno qua in Giappone, però non penso che in Sardegna siano arrivati. Allora, nella cucina sarda l'uovo è uovo, con i suoi significati di vita, perché si pensava che il mondo fosse nato da un uovo cosmico. Però l'uovo è sempre grande sorpresa, viene usato a Pasqua perché è simbolo della vita, dall'uovo nasce la vita. Noi quando usiamo l'uovo in cucina lo usiamo totalmente, non facciamo queste separazioni. Questa separazione che stai dicendo tu è una preparazione con l'albume, una preparazione con l'uovo. Ci arriviamo piano piano, ma ci arriviamo nell'Ottocento. Cosa succede? Quando Caterina de' Medici decide strategicamente, le corti si univano per il potere che avevano. Quando Caterina de' Medici sposa il futuro re di Francia, porta con sé cuochi, provviste e la cultura di una cucina italiana rinascimentale, che è la cucina del mondo in quel periodo storico. Lei si porta tutto questo sapere e in Francia non c'era tutto questo sapere. Piano piano, nel 600 e nel 700, i cuochi iniziano a elaborare queste ricette. E c'è un cuoco nel 1600, che è Massialot, francese, che inizia a capire che lavorare le uova in modo diverso si ottengono dei prodotti diversi. Ad esempio, montando l'albume separatamente e facendo inglobare aria in questo contenuto, hai un nuovo prodotto. Ma tutta questa roba arriva tardissimo in Sardegna, arriva con i Savoia, quando, scappando dal Piemonte, perché sta arrivando Napoleone e noi siamo del regno sardo-piemontese, ma siamo più piemontese che sardo, e loro si rifugiano a Cagliari e hanno necessità poi la servitù e di mangiare come mangiavano i piemontesi, che ormai mangiavano tutto alla francese. Sicuramente dopo che il re va via, in Sardegna rimangono queste ricette, perché la servitù non la preparava la regina, le preparazioni, ma le preparava la servitù. Rimane questa preparazione, ecco le meringhe, i bianchinos, i marigosus, che si fanno solo con l'albume, ma non ci sono altre ricette solo con l'albume. In genere si usa l'uovo, uovo e albume si separano, però questa è tecnica d'alta cucina francese che arriva nell'Ottocento in Sardegna. Non c'è nella cucina sarda, c'è in quel momento storico, c'è oggi, ma non c'è neanche più l'uovo, perché si compra solo l'albume, non si compra più l'uovo e il torro. Altre domande? Altre domande? Qualcuno ha qualche domanda? Allora, io ne avrei un'altra. Qua in Giappone sono molto affascinati dai korikeddos, da queste decorazioni, insomma, particolari. Hai qualcosa da dire su questi dolci? Sì. Tra l'altro li fanno anche qua,
I giapponesi fanno tradizionalmente quelli che no, qua al locale, sto scherzando, hanno molto interesse a queste bellezze, insomma. Non hanno il coraggio di mangiarle molte volte, però. Solo una premessa interessante: il dolce è un sapore, è un gusto importante. Viene percepito faccio sempre la premessa perché è meglio che un concetto sia, è chiaro che da sviluppare. Lo percepisce il sapore dolce alla punta della lingua, e l'uomo ha questo sapore che lo conquista sempre perché ha una memoria storica. Noi abbiamo memoria dei gusti, di ciò che abbiamo mangiato in quel viaggio, ne memorizzi il gusto di questa preparazione. Il dolce, il primo rapporto dell'uomo col sapore dolce è col latte materno, perché è dolce. Quando poi abbandoni il latte materno, nel sapore dolce ricolleghi questo stato di benessere, di protezione. L'uomo quindi riscopre nella scoperta del miele, nella concentrazione dei frutti, questo sapore, e l'uomo è sempre alla ricerca per riconquistare quel sapore piacevole. Sempre il dolce ha questo senso. Quando il dolce, poi ogni cosa che fai devi ringraziare gli dei, tu prepari anche sostanze dolci, non solo sacrifichi bestie, ma doni pani, doni dolci. Il primo dolce è un pane condito col miele. E però quando fai un dono, specialmente per il Dio, cerchi di farlo nel modo più bello possibile. In questo caso, Sos Corrigedos di Nuoro, che grazie a Deledda dice che ogni volta che le regali, mi sembra che deve regalare 13 o 9, boh, non mi ricordo, però gli devi dare questa forma e lo devi fare sotto forma di dono, quindi deve essere bello, deve avere questa forma e lo utilizzi per ringraziare. Sì. Corrigedos ce l'hai? Questo è il senso. Corrigedos ce l'hai? Adesso, scusate, vi faccio no, vedere. Faccio vedere un po'. Ecco qua, queste sono le sue opere, le opere giapponesi. Bellissime. Guarda, ti ho mandato anche delle foto, anch'io, che c'è su vestito di Orotelli e forse qualche Corrigedos di Nuoro che ti ho mandato anche come foto. Ma passate prima mentre parlavi, sì. E questo è il senso, perché poi cosa succede? Si adotta da un paese e diventa, si usa questo termine, tipico di quel paese, ma non è solo di quel paese, e perché quel paese l'ha adottato sicuramente perché c'era qualcuna che lo faceva in modo, aveva una manualità incredibile, che quindi gli altri intimiditi, lo si fa solo in quel paese, ma non era solo di quel paese. In tutta la cronaca del mondo antico c'è sempre dolci e pani da donare agli dei, che erano sempre decorati, fatti bene e così via. Questo è il senso. Perfetto, grazie mille. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Io poco fa mi sono dimenticato di passare la parola a Daniela dalla Cina. C'era lo chef Andrea che aveva una domanda. Sto cercando di capire cosa volesse chiedere, però insomma mi sa che starà lavorando adesso. Sono impegnati gli chef all'ora di cena. Ok, già è vero che siete voi. Noi siamo ancora prima dell'aperitivo. Non so se avete chiedere qualcosa anch'io dopo, scusa. Prego Diego, puoi intervenire. Allora, c'è mia figlia che sta a Londra e che ha un blog di cucina, è interessatissima a tutta la trasmissione, vuole sapere se poi può avere una registrazione, perché lei è incantata dalla cucina sarda, naturalmente, sta facendo un sacco di cose a Londra. Ieri hanno pubblicato una cosa sul Guardian addirittura, e volevo sapere se si può avere la registrazione di questa trasmissione di oggi, perché Giovanni è fantastico quello che hai fatto oggi, quello che avete fatto tutti, o che abbiamo fatto tutti. Bella storia. Volevo sapere se si può avere la registrazione dopo.
Certo, viene tutto registrato e di solito dopo una leggera pulizia viene messo sul gruppo Facebook. Quindi. Perfetto, allora va bene, grazie, volevo sapere questo e ringraziare Giovanni e voi tutti comunque. Dai, ciao. No, comunque fantastica è l'idea di Giovanni Piliarvo di combinare un convegno di questo tipo di cucina sarda, ma non di cucina sarda, perché se stavamo qui a raccontarci sull'aragosta alla catalana eravamo tutti fregati. Se invece non facciamo delle ipotesi anche di rapporti di una cucina, è uno strumento culturale, è come la poesia, è come l'architettura. Siamo figli di tutto il mondo e saperi del mondo, non ci dobbiamo chiudere nella nostra isola. Noi poi abbiamo questo vantaggio di vivere in un posto meraviglioso. Il fatto, mia nonna è morta e sognava di vedere il mare, non ha mai visto il mare ed era a 50 chilometri dal mare. E noi siamo così, i nostri collegamenti sono più lenti e questo ci ha consentito di conservare tanta della nostra storia gastronomica. Da noi è possibile ancora, è chiaro che bisogna conoscerlo e individuare, piatti d'origine paleolitica, ad esempio la polenta. Ma visto che non fate domande vi stimolo io. La polenta, noi pensiamo che sia nata dopo il viaggio di Colombo che ci porta il mais, facciamo il Gran Turco, ma la polenta deriva da una parola latina che è pulmentari, puls, e Plinio il Vecchio diceva che i romani erano dei polentoni perché mangiavano più polenta che pane, perché i romani scoprono il pane molto tardi dopo aver conquistato la Grecia e si portano a Roma i fornai greci e imparano a fare il pane, non il pane azimo ma il pane lievitato, e loro mangiavano la polenta. La polenta cos'era? Usavano il farro, le fave, le lenticchie, l'orzo, il grano, lo macinavano grossolanamente, lo pestavano e lo facevano cuocere nell'acqua, nel latte, con pesce e carni. Apiccio, che è il cuoco romano, che il ricettario è diffuso da tutti, sono delle ricette veramente interessanti, ne parla tantissimo di queste polente. Cosa succede? Che queste polente, quindi poi col Gran Turco si sostituisce tutta l'altra materia, dal farro all'orzo e così via, e diventa Gran Turco, ma la polenta è antica e si chiamava puls perché Apollodoro diceva che nella cottura questa preparazione faceva puls, puls, puls perché bolliva, e così l'hanno chiamata, però non abbiamo aspettato Colombo, è una preparazione antica. In Sardegna ce ne sono diverse. C'è Susù che va in Campidano, che è fatto con le fave, una polenta di fave e cipolla rosolata, è una cosa meravigliosa. Tantissime, ne ho documentato una decina, le ho ritrovate ancora in uso e quindi è possibile individuare queste cose. Vi ho detto susumene, romano, ma ad esempio Plinio il Vecchio dice, parla, oggi tutti mangiamo ricotta mustia, e non sappiamo più cosa vuol dire ricotta mustia. Plinio il Vecchio scrive in Naturalis Historia Caseus musteus e dice che è un formaggio, tradotto così, un formaggio mostoso, morbido. Musteus è da mosto, non da fumo. Noi ad esempio ancora conserviamo il formaggio avvolto nella cretta, che si chiama adesso mi verrà. Abbiamo Casu in filix nella felce, che è d'origine latina, greca, tutti lo usano la felce come forma. Poi questo formaggio prendeva le impronte della felce. Casu in filix, che lo si fa nel sud Sardegna, è un formaggio avvolto nella creta. Ne parla Aristotele della conservazione dei frutti avvolti nella creta, ne parla Plinio il Vecchio. Ecco, abbiamo tanti di quei documenti importantissimi nella nostra cucina, ancora intatti, ancora individuabili.
Pensiamo solo, ad esempio, è passata una ricetta ed è un dolce con una S rovesciata. Si chiama in tanti modi, pochi paesi ancora la conservano. Nel mio paese si chiama Ancas de Cane, perché prende la forma che sembra una gamba di cane. In realtà è un dolce preistorico senza zucchero, è dolcificato solo con uva passa, noci, semi di finocchietto selvatico e pasta lievitata di pane. Questo dolce con questa forma a S rituale è perfettamente, dico, egizio, preistorico. Pensate anche al nostro pane. Negli anni 70 e negli anni 90 hanno cercato di documentare e sono arrivati a circa 200-400 varietà di pane con tutte le varianti. Il nostro pane è ancora nuragico, lo stiamo abbandonando, non pensate, adesso voglio parlare solo di cose positive, poi un'altra volta parlerò di quelle negative. Però il pane poddine, il carasau, ha una forma rotonda, ma non è una forma rotonda perché così, perché il sole è la luna, è il ballo tondo, è il rotondo, perché prima non si adorava Gesù Cristo, si adoravano gli dei, si adorava il sole, si adorava la luna, erano questo le nostre adorazioni nel mondo preistorico e noi conserviamo ancora tutte queste cose. Perfetto, è arrivata la domanda dalla Cina, leggo così come mi è arrivata. Daniela, che è la presidentessa del Circolo dei Sardi in Cina. Quindi noi in Cina non abbiamo disponibilità di prodotti sardi. Poche aziende sarde sono in grado di investire per sviluppare un mercato così grande e complesso. Quindi i piatti sardi sono ricreati dagli chef con prodotti locali. I sapori per noi difficili da riconoscere. Questi piatti con prodotti cinesi possiamo sempre chiamarli cucina sarda? Ecco, io troverei altri nomi, ma non solo in Cina, ma anche in Sardegna. Quando noi importiamo la farina bielorussa, l'uvetta dalla Turchia, le noci dalla California, perché dobbiamo chiamarlo Pavassino? E troviamo un altro nome, perché Pavassino ha un'origine. Quando si inizia a trasformare questo problema, ce l'abbiamo anche in Sardegna adesso, che non ce lo siamo posti, continuiamo a chiamare Seada, che non è più una Seada, perché usiamo farina 00, ormai usiamo la margarina, il formaggio deve essere fiocchi di formaggio, quindi non c'è più quel formaggio, dobbiamo trovare nuovi nomi. Ma siccome la cucina non è una cultura, non abbiamo gli studiosi che la seguano come può essere per l'architettura, quindi c'è un pasticcio, un pastrocchio. Quindi direi di non chiamarlo con un nome, però se vogliono essere evocativi possono dire non sono malloreggio, sono fatti con farina di riso, li chiamerei comunque, per evocare un nome antico, li chiamerei comunque ciccionetto, tanto i cinesi non è che sappiano, non sanno dove siamo, figurati se sanno la nostra storia. E quindi, però, evocativo sarebbe interessante, come quando cerco dei nomi di piatti antichi. È chiaro che noi ancora in sardo diciamo Sambenetto, Samben, che è il termine latino, usiamo, per fortuna noi usiamo ancora il latino, che lo consideriamo lingua sarda, e quindi mi è facile individuare. C'è un dolce che ritrovo, mi sembra che lo ritrovo in Catone il Censore, che è Saligu, che è Salica, che è un dolce fatto col mosto dove dentro metti aromi, frutta secca, così via. Ed è un dolce ancora dappertutto, che si fa in questo periodo, che si fa per Natale, e si chiama aligu in sardo, alica in latino. Cioè, per dire, per noi è facile, però nessuno più oggi in Sardegna lo vuole chiamare col nome antico sardo, perché non sappiamo più il sardo. Giovanni, tu capisci il sardo? Io lo capisco, io sono sassarese purtroppo, quindi sono un caso un po' a parte. I miei genitori Ecco. parlavano, i miei genitori erano di zone diverse della Sardegna e quindi io capisco il logudorese, ma non l'ho mai parlato. Quindi insomma c'ho questo handicap. No, ma non sei tu che vivi in Giappone. Noi non sappiamo scriverlo perché mi succede a me che io non voglio tradurre le parole in sardo
e ci sono delle regole precise. C'è una regola che è stabilita per legge della Regione Sardegna, Salimba Sarda Comune. Io cerco di rispettare questa regola, non faccio il periodo completo, ma io lo scrivo lì secondo le regole del Salimba Sarda Comune. Nell'articolo a fianco, che non so il sardo, lo scrive per uno, usiamo le doppie T, perché in sardi diciamo che usiamo le doppie T, assolutamente. Il nostro sardo, se lo senti parlare, non ha le doppie, qualche doppia c'è, ma ad esempio maccarrones si scrive con 2 C, lo scrivono con 2 C, ma noi diciamo maccarrones, ce n'è una di C, perché dobbiamo scriverne 2? E così via. Queste poi è ancora più complessa. Noi abbiamo una cucina colta, ma in ogni epoca storica possiamo veramente tenere tanti dibattiti. Beh, adesso facciamolo nel 1500. Hai visto che ho scritto 130 anni di storia di cucina sarda e le contraddizioni che ci sono, le contraddizioni che ci sono, e questi sono 130 anni di vita della Nuova Sardegna, e lì arrivo anche all'epoca contemporanea e tutte le contraddizioni che ci sono in epoca contemporanea. Perfetto, c'è un'altra domanda sulla Saba. Da quando si usa, se solo quella di fichi d'India o dal mosto? Bellissima domanda. Da Niva Scavizzoso. Dico subito, se è solo quella dei fichi d'India. I fichi d'India arrivano con la scoperta dell'America, prima non c'erano i fichi d'India, quindi diciamo subito che è seconda, è per riciclare i prodotti naturali quando si è poveri. Su fame ne buoni su a correre, dicono in sardo, cioè la fame fa correre anche i vecchi. E quando non c'era niente da mangiare, quindi i fichi d'India erano così, li concentravano, li seccavano, facevano marmellate, chi poteva usare lo zucchero, oppure lo si concentrava come zucchero perché era importante. Per i giorni di festa bisognava mangiare dolci. Si è capito che dal fico d'India si poteva ricavare una sostanza zuccherosa. Ecco, come vi dicevo, sapa, è un termine latino. I romani, per tornare ai romani, Plinio il Vecchio dice che del mosto, i romani avevano un problema, non avevano i frigoriferi e dovevano conservare le cose, e per conservare ogni cosa avevano una tecnica precisa. Plinio il Vecchio ha fatto 37 libri per documentare un sacco di cose, e documenta anche Sasava, che è conosciuta nel mondo greco, classico, e lui diceva che di Saba, Zappa, scrive in latino, se ne conoscevano 3 tipi. Una concentrando la metà del mosto non fermentato, una riducendola ad un terzo, no, una riducendola alla metà, una riducendola poco meno della metà e una riducendola di un terzo. Cioè, se tu la cuocevi e riducevi il mosto per la metà, si chiamava defrutum. Se la riducevi un po' di più della metà, si chiamava carerum. Se la concentravi per un terzo, si chiamava sapa. Quindi già i latini la documentano in modo preciso, e noi sardi ne ricordiamo solo una fase, e loro invece ne conoscevano diverse. Quindi è antichissimo, e questo è lo zucchero del mondo antico. La sapa, a parte che dura ancora si usa sasaba per fare i dolci e non lo zucchero per molti dolci, ad esempio supanesava, sattericas, insomma, nei sanguinacci, per dolcificare i sanguinacci si usava sasava. E quindi dal mondo antico fino ai giorni nostri c'è sempre sasava. Poi si aggiunge il fico d'India, che arriva dall'India, ma prima di diventare sapa e di pensare a questo, diciamo, ai momenti di grande crisi ad individuare, che poi è buonissima. Perfetto, grazie mille. Mi sembra che non ci siano altre domande, quindi io direi di passare la parola ad Elio per chiudere l'intervento. Grazie mille Giovanni, e insomma sei stato all'altezza delle aspettative, come sempre.
Nives Cavitoso dice grazie per la risposta esauriente. Prego Elio. Sì, grazie. Tanto per andare alle conclusioni, poi ti ripasso la parola per salutare. Soltanto corre l'obbligo di indicare quelli saranno i nuovi eventi per aprile, per cui abbiamo il 10 di aprile il Circolo di Shanghai che ci presenterà le onde gravitazionali tramite l'Associazione Accademici di Cina. Il 17 aprile invece ci prendiamo un po' di libertà perché faremo salotto. Vuol dire chiacchiere in libertà, ogni circolo diciamo parlerà della sua esperienza nella terra in cui si trova e parlerà di se stesso, delle attività di questo momento. Mentre l'appuntamento clou si farà, non si farà in aprile ma si sposterà l'8 di maggio e faremo Sadiesa Sardegna, casomai riproponendo a tutti i circoli degli spazi autogestiti per celebrare questo evento. Io avrei concluso, ringrazio ovviamente Giovanni Frangello perché è stato provocatorio ma molto interessante, diciamo intrigante, soprattutto tutta la parte storica che ci ha ricondotto insomma nei tempi antichi e soprattutto quella rivalutazione del latino che ha dato, mi è piaciuto molto. Per cui passo la parola a Giovanni per le conclusioni e per i saluti. Grazie a tutti. Sì, grazie Elio. Niente, io non ho molto da aggiungere, grazie mille anche ai giapponesi che hanno partecipato nonostante lo scoglio linguistico. Volevo ricordare comunque abbiamo l'occasione per cui io e Giovanni siamo conosciuti, il libro Nietzsche di cui ho parlato prima sarà presentato con un sito interattivo tradotto anche in italiano verso ottobre. Adesso l'Università di Design di Tokyo sta cercando di realizzare insomma il tutto anche con patrocinio della regione Sardegna, quindi è un modo molto interessante di vedere anche come nel volume che è stato preparato gli articoli bilingue sono quelli scritti dagli italiani, mentre quelli giapponesi sono solo in giapponese. In occasione dell'evento di presentazione del libro su internet saranno tradotti anche gli articoli scritti dai giapponesi ed è molto interessante vedere come i ricercatori, professori di architettura anche hanno osservato la nostra isola sul romanico, anche il nuragico, insomma è una cosa molto importante anche per far conoscere la Sardegna qua così lontano, insomma. Giovanni, sì. Giovanni, ti invito a leggere il commento fatto Francesco del Casino. Tanti insistono sulla cucina povera, quindi Francesco del Casino dice ancora tanti insistono sulla cucina povera sarda, grazie di questo interessantissimo appuntamento. Francesco Casino conoscono tutti ovviamente, è il fautore di famosissimi murales di Orgosolo, di cui tra l'altro ho citato senza chiedere permesso Francesco del Casino su un libretto che ho scritto, su un articolo per l'NHK che ho scritto il mese scorso, quindi non me ne voglia, ma ho messo una foto di una delle sue opere, quindi mi è sembrato opportuno mettere anche il suo nome. Grazie a tutti, io chiuderei qua e al prossimo appuntamento.